Siamo qui con Maria Chiara Rodighiero di Medicina Democratica che ha fatto il primo esposto con il Movimento 5 Stelle e quindi è uno dei protagonisti di questa lunga battaglia. Salve. Ciao, io sono sempre presente per gli inquinamenti e i crimini ambientali. Questo problema lo sto portando avanti dal 2013 e il Movimento 5 Stelle mi ha affiancato all'inizio. Io questo non lo dimentico e lo faccio presente per coerenza, perché io sono sempre coerente con i miei principi. Ora siamo qui per dimostrare che la nostra forza e le nostre lotte, perché sono tante, per eliminare i crimini ambientali è indispensabile e avrà risultato se ci manteniamo uniti, perché solo uniti, affranti e dispiaciuti per quello che è successo alla nostra terra, possiamo ottenere risultati. Quindi grazie al Movimento 5 Stelle che da tanti anni persegue a fianco di noi questi risultati, e grazie a tutti i comitati e a tutte le mamme no fas e a tutto il territorio veneto che piano piano, direi che adesso siamo a buon punto, si sta svegliando per ottenere i propri diritti. Salvezza dei beni primari, salute, acqua, territorio e aria, perché questi inquinamenti ce li avvelenano i beni primari di tutti noi. Quindi avanti sempre finché otteniamo i risultati. Grazie.